Questa sera a doppia H su Radio Popolare c'è Lazza. Benvenuto Lazza. Ciao raga, grazie. Prima volta nei nostri studi, siamo contentissimi. Seconda, beh, prima in quelli di doppia H, con noi la prima intervista. Però è la seconda volta che vengo qua, Esatto. anche se a distanza di 4-5 anni. È bello che ti ci senta un po' già di casa, quindi bene, così non dobbiamo farti ambientare troppo e partiamo con le domande per conoscerti un po'. E la prima è sempre piatto preferito. Vai, piatto preferito? Sono un ignorante io sul cibo, la piadina. Vabbè, ma guarda che non è un piatto. Cioè, uno sembra una cosa così. Guarda che l'ignoranza è la base della migliore nutrizione. Cosa ci piazzi nella piadina? Classica prosciutto e formaggio? Cotto e stracchino. Bravo, quindi classicissimo. O cotto e maionese. Bravo. La maionese secondo me è un ingrediente che non deve mancare. Anche nella pasta. Ecco, questa cosa qua non l'ho ancora testata. Però insomma. Va bene, senti, che tipo di musica ti ascoltavi da piccolo? Cosa ascoltavi in casa tua? Poi tutto, mia madre, guarda, quando mi aspettava mi faceva, cioè metteva Barry White di notte, cioè di sera prima di mettermi a letto, piuttosto che roba di musica classica, sai, Mozart, Beethoven. Sarà anche per quello che poi mi sono appassionato a quella roba lì, insomma. Infatti, perché tu ti porti dietro nel tuo background e utilizzi ancora questo tipo di sonorità. Ho voglia. Ti hanno affascinato da subito? C'è qualcosa che ti piace in particolare di quel mondo che magari difficilmente viene associato normalmente all'ambiente hip hop? Ma della musica classica? Sì. Ma guarda, io ti dico, avendo frequentato il conservatorio posso trovare una similitudine tra il rap e la musica classica, ovvero che è bella la musica e fa schifo tutto quello che gira intorno. Cioè ecco. La gente in conservatorio il 90% non sono belle persone. Diciamo comunque tutto quello che sta dietro al rap sarò io che magari faccio fatica a fidarmi della gente, non lo so. È meno bello del rap stesso, diciamo. Il rap è la cosa più bella di quello che gli gira intorno, diciamo. Certo. Mentre, visto che tu, insomma, background classico come vedi, si sa, ne hai parecchio, e visto che siamo in argomento, qual è l'autore classico che preferisci a livello di musica? Beh, Chopin. Come, si può immaginare. Esatto. Anche se nel disco ci sono spunti presi anche da altre robe, nel senso che, per dirti, in Lario, nel bridge tra strofa e ritornello, diciamo che mi è venuta l'idea di riadattare il primo preludio il secondo preludio di Clavicembalo ben temperato di Bach, che era in do minore. L'abbiamo spostato in re perché il beat era in re. Fantastico. Quindi l'abbiamo riadattato, diciamo. Ecco, questo livello di conversazione a livello musicale raramentissimamente mi capita, e questo neologismo ce lo butto dentro così, avendo a che fare con i tuoi colleghi, ed è bello poter parlare anche a questo livello. Invece, al di là della musica, ci sono altre passioni che coltivi? Qualcosa che ti piace fare quando devi staccare? Ma non lo so, mi piace uscire di casa sicuramente, cioè non sono uno che si chiude in casa, che alla fine stare sempre dentro quattro mura t'annoi, no? Poi passioni, guarda, non lo so, mi piacerebbe girare un po' il mondo, anche se a dirtela tutta ho un po' paura di volare. Ah, quindi questa cosa ti blocca un attimino. Sì, guarda, quando è capitato che siamo andati a fare i video, appunto il video di Mob a Londra, giusto? A Londra, piuttosto che il video di Lario a Barcellona, ogni 2x3 magari sentivo un rumore sull'aereo e dicevo, ma che cazzo è questo rumore? Sì, guarda, conosco un sacco di persone che condividono con te questa cosa, che poi finché vai a Londra ancora certo, ti passa, capito? Quando devi andare a New York già diventa un po' più problematico. Quante ore sono? 6-7? Sì, il trick per moltissime persone è sbronzarsi prima, arrivarci strafatto sull'aereo, la fiaschetta sull'aereo, bravo, e ti passano le 6 ore. A meno che non ti prenda la sbronzatrice, al che quello di fianco a te magari ti odia perché inizia a confidargli tutta la vita. Detto questo, invece, sei uscito da poco col tuo primo disco ufficiale, che insomma è una bella bomba. Intanto perché sia a livello musicale, come poc'anzi anticipavamo, è molto complesso e ricco,
e anche perché contiene brani molto differenti. Fuori onda parlavamo di Mob, che a me personalmente ha ribaltato, e forse si capisce anche il perché, generazionalmente parlando, no? Un suono, un bounce abbastanza come dire, Golden Age, Cypress Hill, bravissimo, fino a pezzi decisamente più attuali. Come sonorità tu riesci a cavalcarli tutti con come dire, sentendotici a casa, no? Vedi, te mi dicevi c'hai 32, 33. Sì, 32. Vedi, ci vuole uno della tua età per arrivare a dire che i pezzi non sono tutti uguali. Guarda, sai quanta gente mi ha scritto: ah, sto disco è bello per carità, però ha già rotto il cazzo, cioè il flow sempre tutto uguale, i pezzi sono tutti uguali, parlano tutti delle stesse cose. Guarda, io, per quanto questo disco sia stato fatto abbastanza velocemente, non la noto sta cosa che i pezzi sono tutti uguali. Ma no, assolutamente. Guarda, intanto a livello di sonorità, lasciando proprio da parte i temi, però è chiaro che per quanto riguarda i temi uno scrive quello che sente. Certo. Io non ho notato questa similitudine tra pezzo e pezzo. Quello che invece voglio chiederti è, appunto, hai detto è un disco che non ci ha voluto tanto tempo a fare. Non è che non ci è voluto tanto tempo a farlo, diciamo che abbiamo proprio bruciato le tappe, nel senso che l'abbiamo fatto, scritto e prodotto, mixato e masterizzato nel giro di un paio di mesi, nel senso che ci eravamo fissati una data d'uscita che a livello di come si dice, cioè sulla piazza non c'era nessuno a parte noi in quel periodo, e quindi siamo usciti proprio in quel periodo lì, solo che ci siamo veramente dovuti dar da fare, e non poco. Allora, il disco è uscito da non moltissimo, ci hai parlato già di un feedback che magari ti ha un attimo spiazzato, che è quello appunto di un disco tutto uguale che dopo un po' stufa. Invece c'è un feedback positivo che ti ha colpito positivamente in questo periodo? Sì, assolutamente. Cioè, per dirti, a me non è mai successo di fare un in-store tour piuttosto che andare a suonare più in là di un tot, capito? Sì. Cioè, guarda, per dirti, vabbè, l'in-store in Duomo ho detto sono a casa, per carità, però non mi aspettavo di vedere tutta quella gente. Cioè, quando sono andato fuori, sai, si usa, no? Quando fai l'in-store, di uscire col cellulare a fare il video, farti, cioè, insomma, salutare le persone che sono lì per te. Sono uscito, ho detto cazzo. E questi... Ma che è? Da dove sbucano? No, una roba pazzesca, cioè 600 e passa copie, cioè credo più o meno un numero del genere. Benché tu, insomma, a Milano un seguito ce l'abbia da parecchio tempo, nel senso che primo disco ufficiale, ma si parla di te da un bel po', almeno qua intorno, diciamo. Forse non ti aspettavi così tanto. No, assolutamente, anche perché ti dirò, tra il periodo brutto che ho avuto l'anno scorso a livello di salute, mi sono successe un po' di cose brutte, insomma, spiacevoli. Non ti dico perso la fame, per carità, perché io penso che un artista anzi più si afferma, più fame deve avere, cioè un traguardo non esiste mai, cioè se mai un domani dovessi arrivare a fare, cazzo ne so, un platino con un disco, non è che dico ok, adesso mi siedo perché ho fatto un platino, no, devo fare 10 di platino, cioè, bravo, il traguardo è sempre un po' più in là. Sì, no, il traguardo non c'è, chiaro, c'è solo una nuova partenza, non è che è un traguardo. E invece in questo disco qual è la cosa che ti ha mosso di più a livello di scrittura? Cos'è che quando ti sei messo a lavorarci hai detto, sentivi come urgenza comunicativa? In che senso? Cos'è che ti premeva dire con questo disco? Ma innanzitutto mi premeva dimostrare a me stesso in primis e poi anche agli altri che insomma, appunto, che sono cresciuto e sono in grado finalmente di prendere in considerazione il fatto di fare un progetto e portarlo a termine. Chiaramente è una cosa che abbia un capo e una coda, no? Cioè non una cosa campata lì in aria. E appunto mi interessava dimostrare alla gente che sono in grado di fare un po' tutto. Benissimo, quindi infatti hai tirato fuori un lavoro appunto per questo abbastanza complesso. Invece a livello di scena italiana, in questo momento c'è una nuova generazione di cui fai parte, certo, che sta venendo fuori in maniera molto prorompente, cioè molto decisa, e finalmente viene vista anche dalla scena un po' più classica, non in maniera per forza negativa, anzi vi si guarda con curiosità e in molti casi
casi vi si affianca anche in collaborazioni. C'è Salmo nel tuo disco, c'è Nitro, che fanno sicuramente parte di un'altra generazione. Beh, oddio, Nitro mica tanto. Nitro in realtà sì, è solo che è sulla scena da Sì, 3-4 certo, anni, minchia, però lui- a livello di età effettivamente Siamo lì, un annetto. esatto, passa un annetto. Però Però lui minchia veramente è talmente forte, cioè io ci tengo a ribadire sta cosa perché guarda, tecnicamente se devo prendere esempio da uno della mia generazione prendo esempio proprio da lui, e lui lo sa, glielo dico sempre. Nitro è così bravo che non sembra neanche che sia di questa generazione, c'ha una cultura pazzesca, c'ha una padronanza della lingua bestiale e appunto fa strano, capito? sì, ma anche perché forse ha avuto un percorso in cui è emerso già da qualche anno, da molto giovane, è riuscito all'interno di un contesto particolare. Beh, certo. Invece, come leggi tu questa nuova generazione di cui fai parte e il vostro rapporto con quelli un po' più grandi, con quella davanti a voi? Perché forse siete la prima generazione a non essere sfanculata da quella precedente nell'ambiente rap. Innanzitutto a me fa molto piacere il fatto che, diciamo, quelli che ci sono da un po' più di tempo apprezzino chiaramente chi più chi meno cioè magari Certo. che ne so, io magari a un artista posso stare sul cazzo, un altro posso stare simpatico, gli può piacere la roba che faccio o meno, e questo discorso vale per me ma come per tutti i miei coetanei, penso, che fanno questo. Però credo che, cioè, mi fa molto piacere che vedo comunque interesse quasi a volerci dire che insomma sono contenti che stiamo portando avanti qualcosa che hanno iniziato loro anni fa. No, infatti c'è questo bel neanche passaggio di testimone, è proprio affiancamento in molte assolutamente. cose, che è una roba finalmente abbastanza figa. Anche perché poi la cosa bella è che sentendo magari i dischi di alcuni che ci sono già da un po', sembra proprio che recepiscano il messaggio che vogliamo mandare noi, che appunto stiamo cercando di fare della musica che c'era già con delle sonorità un po' differenti, un po' più fresche, ispirate magari comunque all'estero. E il bello che vedo è che magari personaggi che ci sono da più tempo ci vengono dietro, capito? Esatto, riescono a farsi influenzare da voi. Dicono cazzo, allora sti ragazzi hanno ragione, no? E cercano un po' di fare anche loro, chiaramente con le capacità, con lo stile che hanno loro. Certo. Credo per certi versi chi più chi meno anche superiore, chiaramente, perché hanno più esperienza. Però è molto bello questo. Senti, la tua formazione classica e non musicale, abbiamo visto, è molto complessa. Quando arriva il rap invece nella tua vita, e quali sono stati i primi ascolti, quelli che ti hanno colpito e hanno detto minchia, questa roba è la mia roba? Allora, il rap nella mia vita... guarda, io la prima roba rap che ho visto era un video di Eminem, forse era The Real Slim Shady, ma non è che mi avesse preso più di tanto, invece il rap proprio a livello di iniziare a farlo, questa cosa me la chiedono spesso e mi fa strapiacere raccontarla. Praticamente è venuto da me un ragazzo che abitava nel palazzo dove abitavo un po' di tempo fa, che frequentavo, appunto un giorno mi viene a suonare alla porta, mi fa facciamo freestyle, mi disse, no? E io gli ho detto ma che cazzo è freestyle, no? E lui appunto mi ha spiegato, mi fa guarda, devi mettere una base, provare a fare le rime, proviamo, gli ho detto, no? Ai tempi c'erano minchia quei beat di YouTube. Sì, scrausissimi. Sì, no, il primo beat c'erano. In quel periodo c'era la fissa di rappare su Steel Dre o su allora, A We Do, no? Sì, di sì, The sì, Game. sì. O se no c'erano tutti i type beat, quelli marci con i suoni Sì. di cartone. Esatto. E niente, appunto ho scoperto questa, tra virgolette, se si poteva chiamare al tempo, dote, che ho voluto coltivare. E ho iniziato a fare un tot di battle di freestyle, vincendone anche parecchie. Poi insomma ho voluto provare a scrivere le prime cose. Però comunque, cioè, anche prendendo i miei testi ad oggi, ma anche cose un po' più retro, cioè se sei un ascoltatore abbastanza attento ti rendi conto che io vengo proprio da quello. Sì, che arrivi, sì, anche da un... si capisce proprio dalla scrittura, dalle barre, Certo. da un certo modo proprio di porsi sul beat. E invece
rimanendo sulla scrittura, tu quando scrivi, come scrivi? Nel senso, sei uno che si deve pigliare il suo tempo, si chiude in camera, scrive, piuttosto che, non lo so, pigli ispirazione dalle robe che vedi in giro? Come funziona? Un po' di tutto. Cioè non è mai uguale alla volta precedente, sempre qualcosa di nuovo, nel senso... Cioè posso scrivere da solo. Poi io sono uno molto che non me ne frega un cazzo. Se c'ho un'idea mi metto le cuffie e mi isolo, anche se ci sono lì 20 persone, capito? E quindi posso scrivere in qualsiasi forma. Mettila così, cioè posso avere già il beat, posso scrivere perché ho già in mente l'idea di beat che voglio e poi me lo faccio. Che non è una regola in questa roba qua. No, non c'è coerenza. Non ci sono regole come la terza regola del Fight Club. Bravo, esatto. La prima è? Non parlare mai del Fight Club. Non devi parlare del Fight Club, cazzo. Allora, la seconda? Qual è la prima? Non parlare del Fight Club. Però me lo fai nominare troppo, poi prendo schiaffi da me stesso. Allora, tornando invece a noi e alla musica, anzi, tornando al tuo disco, la resa live di questo disco, te la sei immaginata? Ce l'hai già in testa? Sto già suonando un po' in realtà. Bene, molto bene. Anzi, ti dirò più di un po', siamo belli in giro. Quindi prossime date? Prossime date, guarda, non me le ricordo neanche tutte perché c'è il calendario. Sì, è fittissimo. Che potete trovare, sì, sono penso quasi una trentina, occhio e croce. Fino a cioè tutta la parte estiva, nel senso potete andare sulla mia pagina Facebook o Twitter o comunque io sulle stories di Instagram continuo a pubblicare il calendario che è in continuo aggiornamento. E abbiamo date un po' da tutte le parti, nel senso che c'ho Bergamo, c'ho Brescia, vado in Sardegna che non vedevo l'ora perché da 10 anni che manco, c'ho 3 date, c'ho una doppia a Cagliari, ce n'è una ad Alghero, adesso tutte non me le ricordo, so che avrò una data in Puglia. Quindi comincia la vita da tour. Sì, ma sono contento, ma il disco già l'abbiamo portato in giro in qualche situazione, a parte aperture, ho fatto un paio di aperture di live di Salmo col disco già fuori. Ho fatto Roma, Torino settimana scorsa e quella ancora prima e nel frattempo sto facendo le date mie. Mi è capitato di fare il Fenomeno di Novara qualche settimana fa, palco bellissimo, e mi rendo proprio conto che cambia tutto da fare DJ set a fare live. Sì. Cioè DJ set è una situazione più tra virgolette ignorante, se vogliamo, cioè la gente lì salta e noi neanche abbiamo bisogno di chiudere le barre piuttosto che di reppare le strofe perché ci pensano loro, capito? Invece farle live è ancora più appunto emozionante, perché se vedi che la gente è gasata, che è bella calda, che ha sentito i pezzi, gli fai chiudere le frasi a loro, capito? È spettacolare. Sto sabato abbiamo suonato a Bologna in un locale piccolino che però si è riempito di brutto, cioè c'era forse credo un centinaio di persone più del dovuto e cazzo è stato bellissimo perché cioè, a parte a una certa io avevo l'acqua mia, l'ho data alla gente, gliel'ho lanciata perché stava morendo di caldo, cioè, c'era proprio sovraffollamento, sono uscito con i vestiti incollati. Sì, quando quelle situazioni in cui sudano i muri proprio, però, esatto, ma senza ridere. Una situazione però bellissima, ci tornerò volentieri a Bologna, però in realtà mi sto trovando bene in qualsiasi città. Molto figo. Senti, un consiglio a chi ha preso il tuo disco, un consiglio su secondo te come andrebbe ascoltato, in che situazione andrebbe ascoltato? È un disco da macchina, da cuffia, da cameretta, da... non lo so. Da come ci avete voglia. È un disco da come ti piglia di ascoltartelo, dove ti piglia di ascoltartelo, te lo pigli e te lo ascolti. Fantastico. Senti, siamo arrivati in chiusura di intervista, che mi sembra surreale, perché vabbè, quando si chiacchiera funziona così, ed è arrivato il momento del tuo consiglio. Intanto, cosa stai ascoltando in questo periodo al di là del rap e dell'hip hop? Tu sei uno che ascolta prettamente hip hop oggi che sei dentro all'ambiente, o hai mantenuto le orecchie aperte, diciamo? Ma guarda, io sono uno che sicuramente seguo molto quello che esce all'estero, perché comunque credo che sia giusto essere influenzati da insomma le nuove uscite, appunto, magari personaggi coetanei miei che escono però da un'altra parte, che fanno il boom da un'altra parte. Però sono uno che in generale ha sempre ascoltato quasi tutto.
A livello dici proprio anche di generi? Sì, Quindi al di là- sì. E in questo periodo cosa ti ascolti? C'è un pezzo, un disco che hai un po' in loop, al di fuori dell'hip hop? Ma in questo preciso periodo no. Mm. Però ci sono stati... ce n'è di roba fuori dal rap che mi piace, che ascolto volentieri. Potremmo star qua fino a domani a parlarne. E allora invece star qua fino a domani per salutarci, per salutare anche i nostri ascoltatori, come al solito ti chiedo di chiudere l'intervista consigliandoci un pezzo non hip hop con cui appunto salutarci. Sì, Sweet Dreams degli Eurythmics. Tanta roba. Va bene, bella Lazza, in bocca al lupo per tutto quello che insomma ti può portare ancora a questo disco e per tutto quello che ti aspetta da qua in avanti, e alla prossima qua su Doppiato. È stato un piacere. Bella.